Maxi furto nella notte all'officina meccanica Erga di Via della Libertà nella zona industriale di Paderno di Ponzano. I malviventi entrati in azione sono riusciti a portar via 4 sollevatori e 4 gru manuali, oltre ad attrezzatura varia e alle chiavi di alcuni veicoli. Un colpo da almeno 40.000 euro, probabilmente su commissione, su cui indagano i carabinieri. Oggi l'officina è rimasta chiusa. E proprio i militari dell'Arma di Castelfranco hanno arrestato per furto aggravato in concorso 2 cittadini serbi con precedenti e senza fissa dimora, entrambi di 49 anni, scoperti a rubare 2 paia di occhiali del valore di 500 euro in un negozio di ottica del capoluogo castellano. Per farlo avevano utilizzato un jammer, un'apparecchiatura elettronica in grado di schermare il dispositivo antitaccheggio. Nella loro auto recuperata altra refurtiva, capi d'abbigliamento e accessori griffati per 1.500 euro. Su uno dei 2 arrestati pendeva anche un ordine di carcerazione per altri furti commessi nella provincia di Brescia. Padre e figlio di appena 10 anni di Caerano feriti ieri sera in un incidente stradale a Montebelluna lungo la Feltrina all'altezza di Via Groppa. Intorno alle 22 per cause ancora in corso d'accertamento si sono scontrate la Smart con i 2 a bordo e la Renault Scenic di un bellunese originario di Mel. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il papà e il ragazzino dall'abitacolo e ad affidarli al 118. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Montebelluna, dove le loro condizioni non sono state giudicate gravi. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Treviso. Catturato a Bacău, in Romania, un 29enne su cui pendeva da 2 anni un mandato di cattura internazionale per induzione e sfruttamento della prostituzione. I carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile di Treviso gli avevano contestato nel 2013 di aver costretto con pesanti minacce una connazionale a prostituirsi lungo il terraglio a Preganziol. All'epoca il giovane era riuscito a fuggire. Nelle scorse ore è stato fermato dalla polizia romena ed ora è rinchiuso in carcere in attesa dell'estradizione.